Si conclude oggi l'attività dei laboratori formativi del progetto finanziato con i fondi europei che abbiamo intitolato "È così che si migliora, percorsi per apprendere divertendosi". Abbiamo avuto l'opportunità di avere dei finanziamenti per aprire in orario extracurriculare, ma anche di sabato mattina, la scuola ad attività formative che hanno la finalità di motivare proprio quei ragazzi che incontrano difficoltà. Oggi c'è un grande fermento perché la manifestazione conclusiva impone di mettere in mostra i lavori prodotti. Questo percorso progettuale propone tante attività per educare al rispetto dei principi civili, morali e di istruzione. Nessuno dei nostri ragazzi deve rimanere indietro, tutti i ragazzi sono destinati al successo formativo e i laboratori hanno dato l'occasione ai docenti di sperimentare la passione per il lavoro didattico, perché la finalità di poter dare opportunità formativa ai ragazzi che presentavano o delle lacune o che erano demotivati alla frequenza scolastica è stata una sfida che gli insegnanti hanno colto. Per questo ringraziamo la possibilità di poter utilizzare questi finanziamenti che per la scuola siciliana sono molto importanti, sicuramente perché riescono a portare una ventata di vivacità, di rinnovamento, di innovazione e spingono tutti verso il miglioramento.